È stata una notte pesante con molti accessi e diversi pazienti critici che hanno impegnato duramente il PS Covid. È stata l'ennesima notte d'emergenza, ancora in crescita i numeri del coronavirus in Veneto, dove anche i pazienti ricoverati nelle terapie intensive continuano ad aumentare. Ieri sera l'azienda ospedaliera a Padova, in fretta e furia, ha dovuto dedicare un nuovo reparto di terapia intensiva ai malati di SARS-CoV-2, altri 11 posti che si aggiungono così ai 36 aperti qui a Padova nelle scorse settimane, ma soprattutto alle decine di letti degli ospedali Covid della provincia. Per aprire questi posti letto abbiamo dovuto recuperare sia personale di anestesia che infermieri e quindi abbiamo dovuto sacrificare attività chirurgica. Naturalmente la chirurgia ambulatoriale, la Day Surgery o la Week Surgery, cioè interventi che possono in qualche modo aspettare e dilazionabili nel tempo. Una decisione presa in extremis per l'aggravarsi della situazione. A Padova durante la prima ondata della pandemia i positivi ai tamponi raggiungevano il 5%, nella seconda la media è del 30%, con picchi del 40%. Anche a livello regionale quello che si vede è che sono quadri molto più impegnati, tant'è che il livello di cura nei reparti adesso è altissimo. Cioè entrano in terapia intensiva dopo che hanno già fatto supporti respiratori non invasivi, cosa che nella prima ondata era meno frequente. Sostanzialmente chi viene ricoverato ora ha davvero un impegno maggiore, gli altri riusciamo a gestirli al domicilio. Sono più gravi per questo motivo, perché hanno già passato la prima linea di trattamento e quindi ci arrivano malati più impegnativi. Ecco.